volta l'Olbia che può gestire questa volta in avanti con la giocata di De Grazia, elegante. Furtado prova ad accedere nell'area di rigore, ci riesce, va con il destro Furtado, pallone che viene bloccato in due tempi da Boschi. Arboleda, Staffa, Rizzo, sa sguardo e vede Janowski provare la conclusione con il destro. Numero 17, palla alta, Texennola conquista il pallone, Galazzini nei paraggi, ancora D'Angelo, supera il primo avversario, prova a superare Pani, termina nell'area di rigore ed è calcio di rigore, fallo di Pani e danni di D'Angelo, occasione dagli 11 metri per la formazione di casa, fischia Mazzano. Ma D'Angelo con il destro, glaciale, spiazzato di Chiara, sono 8 in stagione, quarto gol consecutivo per il 9 del Cinzia Albalonga, il punto luce della formazione di Ferrazzoli. Pallone all'indietro verso Janowski, prova a giocare adesso centrale con la conclusione, provata vincente da Marroni, il jolly del classe 2005, primo gol con la maglia dell'Olbia per l'ex giocatore del Crystal Palace ed è 1-1. E D'Angelo sul secondo palo, arretrato invece Rinaldini. Una versione proprio zona secondo palo, alla ricerca di Rinaldini che prova a mettere il pallone in mezzo con il colpo di testa schiacciato di Ciccioni, il salvataggio da parte di Di Chiara. Bensaia prova a riproporre da Galazzini, pallone in mezzo, Pani non perfetto, allora prova a concludere, a ribadire in porta Rinaldini che cestina un rigore in movimento, occasione Cinzia Albalonga. De Grazia, pallone in mezzo e arriva il gol del 2-1 dell'Olbia con Costanzo e completa la rimonta per la formazione sarda. De Grazia punta terribile, accede nell'area di rigore, De Grazia con il destro in mezzo, occasionissima per l'Olbia, per il gol del possibile 3-1, c'è stato un tocco di un difensore del Cinzia Albalonga, sarà solamente calcio d'angolo, quasi in mezzo di recupero. Bensaia sul punto di battuta, pallone messo in mezzo, il colpo di testa, provato, lotta sicura da Ingretolli, palla che termina fuori. Bensaia finisce qui, colpo grosso dell'Olbia che conquista il terzo risultato utile consecutivo, prima vittoria della gestione Zemaria. Buon pomeriggio da Luigi Falqui, siamo in diretta dal Peppino Sau di Usini per la sfida tra l'Atletico Uri e il Trastevere, valida per la 13ª giornata del girone G di Serie D. Trastevere invece che presta e prova ad andare coi lanci, si lamentano tutti quelli del Trastevere perché vorrebbero un fallo di mano di Bau, ma si gioca con Dechenko che guarda dall'altra parte, il pallone arriva nella zona di Aneda, poco visto fino a qua, si gioca molto nella fascia invece vicina alla tribuna, alla nostra postazione, poi il pallone in mezzo che è ancora in campo, il palo clamoroso, poi Fedele e alla fine lui mette dentro il vantaggio dell'Atletico Uri. Il pugno verso i suoi tifosi, in vantaggio in maniera ruccambolesca l'Atletico Uri. Il gol alla fine è del centrocampista svizzero, 5 dentro l'area per il Trastevere, anzi in 6, Baccara nascosto in mezzo a Piacente e alla Nedda. Cross basso, il tacco, Cherchi però c'è.
assolutamente anche oltre quello che è il risultato fino a qui. La testa Vacca, Crescenzo va via col sombrero, riesce anche a toccarla molto bene per Vacca, 1-2 con Vacca, è 1-1 immediato del Trastevere. Alla prima che ha trovato spazio Vacca ha colpito, ancora una volta un pareggio che arriva presto, proprio come contro il Cassino, la sblocca presto Luri, ma molto presto arriva anche l'1-1, parità assoluta al Peppino Sau, ci ha pensato questa volta Vacca. La porta arriva a destra Anelda, palla per lui, Anelda con sguardo in avanti, cerca anche l'inserimento, poi sceglie di provare a sprintare fino in fondo. Anelda mette il cross col tacco alla lunga del centro, Fedele male ma diventa buona per Pisano, contrastato, l'acrobazia di poco sul fondo, mamma mia che tentativo veramente. Per un quarto d'ora pieno, più recupero di gioco, poi sono ancora inchiodato sull'1-1 del primo tempo. Palla all'indietro interessante, Crescenzo anticipato, Marzini, la palla non è entrata ed è rimessa dal fondo. Non c'è stato il tocco di Cherchi, sembrava essere destinata a entrare, palla fuori invece. Piacente, vuole metterli in mezzo, buona per Fedele, il tocco e il salvataggio in calcio d'angolo, grande salvataggio. Lorusso, ancora Lorusso, prova a entrare in area, Lorusso buona la palla, può girarsi Marzini, un altro salvataggio, questa volta del 4 dell'Uri, da una parte è stato Simone Mattia, da questa parte invece Nicolò Rossetti. Era il Trastevere, tutti gli uomini avanti, arriva già il cross, la testa, la palla allungata, erano tornati però indietro sia Marzini, c'è Mocano, poi Mari, posizione regolare, Mari, un pallonetto, sbaglia però. Aveva capito di non avere forse la forza, comunque la tranquillità di andare da solo. Adesso lotta con la testa, Mari che deve correre dall'altra parte, stavolta è una buona idea, Pisano corre, si fa sentire tutto il pubblico, attiri dall'altra parte, ancora per Mari che controlla, guarda la porta, prima la finta sul mancino, con la punta, pur di calciare, fa la faccia per Mani, poi giù, Pisano che si innervosisce, lo vuole disturbare, però ha ragione Mani questa volta, Pisano. Non c'è più tempo, finisce qui al Peppino Sau di Usini e 1-1 Atletico Uri e Trastevere decidono nel primo tempo i gol di Fedele e di Vacca. Mister Massimiliano Pava, oggi qui dopo questo match che io ho definito nella mia diretta, come dire, ostico, però bello, cioè interessante, cioè due squadre si sono scontrate quasi veramente alla pari, no? In questo bel match. Lei qual è la sua lettura dopo questa gara? Sì, no, condivido la tua lettura, è stata una bella partita, indubbiamente, due belle squadre secondo me, anche se con posizioni di classifica diverse, ma le posizioni di classifica oggi non si sono viste in campo, la differenza di classifica, il Trastevere si è presentato qua forte del suo piazzamento playoff e noi invece purtroppo con un piazzamento che non ci rende merito a quello che stiamo facendo, però siamo fiduciosi e queste prestazioni continuano a darci fiducia. Oggi volevamo vincere fortemente, però abbiamo fatto il quinto risultato utile consecutivo, abbiamo giocato a viso aperto contro chiunque, stiamo facendo questo ormai da tanto tempo, lo stiamo facendo con grandi meriti, con grande capacità, con grande qualità, con grande organizzazione, con grande cuore, e quindi sono contento
e faccio i complimenti ai ragazzi come al solito. Ecco, proprio a questo mi collego, per quanto diceva lei, dopo la partita di Guidonia, lei appunto parlava di consapevolezza, dobbiamo continuare, dobbiamo avere fiducia perché poi i risultati arrivano. Ma che cosa dice lei in campo nell'intervallo? Perché questi ragazzi tornano nel secondo tempo e hanno un altro appiglio, sfrontati, vanno ad attaccare l'avversario, ma poi forse manca quel tap-in vincente, ha questa sensazione? Sì, no, quello che ci siamo detti anche a fine partita nel cerchio, che ormai è diventato un rituale nostro, facciamo una prima analisi che molte volte a caldo non si dovrebbe fare, i cervelli non sono ancora ben ossigenati, però in questo caso ultimamente faccio parlare anche i ragazzi e trovo grande equilibrio, grande maturità anche nella loro analisi. Si è detto che bisogna andare avanti così, che oggi è mancato il gol, un po' più di cinismo sotto porta, un pochino più di fortuna magari e avremmo vinto una partita importante e anche meritata se vogliamo. Però una volta il sole ha cercato dal sole Matteo Fedele non ha impattato la palla davanti alla porta sguarnita, insomma altre occasioni, Deccenco, Mari, una clamorosa di Carletto Mari, una clamorosa in acrobazia di Zino che è passato, ha fatto la barba al palo, cioè sono tante le occasioni su cui possiamo recriminare, però non è giusto neanche recriminare, se abbiamo creato tanto vuol dire che siamo stati molto bravi, magari adesso cercheremo di migliorare anche proprio nella rifinitura, nell'ultimo passaggio o magari nella conclusione e andiamo avanti, insomma adesso c'è da fare una considerazione che non ho mai fatto, insomma, ma giusto per dar merito a questi ragazzi, oggi siamo alla 13ª giornata e questi ragazzi hanno fatto 13 giornate in trasferta. Perché noi qua siamo in trasferta, non lo dice mai nessuno, ma questo non è il nostro campo, noi non ci alleniamo qua, è un campo diversissimo dal nostro. Noi oggi abbiamo fatto la 13ª partita consecutiva in trasferta, quindi onore ai ragazzi, speriamo di poter rientrare quanto prima al Linetto Martinez perché lì vogliamo giocare, lì ci alleniamo, quello è il nostro campo, quella è la nostra casa, speriamo veramente di poter rientrare già dalla prossima con la Paganese a Uri. Perché per noi è molto importante. A proposito di prossima, adesso lo scontro contro un'altra avversaria abbastanza tosta, così giusto per anticipare poi quello che sarà lo scontro contro la Paganese, un'altra squadra di vertice. Come affronterete questa gara? Quella con Monterotondo, la prossima partita in trasferta con Monterotondo come al solito. A noi non fa differenza se dobbiamo affrontare il Guidonia, la Paganese, il Trastevere o il Monterotondo. Le partite vanno preparate sempre nel migliore dei modi, sempre nella stessa maniera, curando i particolari, cercando di studiare gli avversari. E faremo così anche questa settimana. Speriamo di essere magari un pochino più fortunati sotto porta, poi andremo a giocarcela come sempre. Buon pomeriggio agli ascoltatori e telespettatori qua che seguono in streaming su Directa Sport questa sfida tra Ilva Maddalena e Cassino, valevole per la 13ª giornata del campionato. Posizionare il pallone sulla bandiera di sinistra, la squadra si schiera offensivamente, attenzione questo pallone attenzione, veramente ha anticipato il numero 4 della formazione Mele, ravvicinato sul primo angolo di Francesco Mele col pallone che è terminato di poco alto. Adesso Ilva Maddalena lancia in profondità attenzione, fuori gioco, tutto inutile, era in fuorigioco Bolo e ora c'è qualche discussione, Bolo è caduto a terra e ci sono proteste. Tapparello entra in area ma è solo, aspetta l'arrivo di Bolo, gli serve il pallone, Bolo al limite dell'area, si gira, ha due uomini addosso e nessuno lo aiuta in questo frangente, deve cercare il pallone in mezzo, riesce a trovarlo bene, attenzione ancora questa opportunità per Ilva Maddalena, tiro che viene parato a terra. Alla fine un tentativo di Federico Dominguez, Blas Dante Tapparello, argentino come molti compagni di squadra, in posizione fuori gioco. Attenzione a questo lancio su Abreu parte sulla linea del fuorigioco, Latisi era palesemente fuori porta e passa in vantaggio con Abreu, era proprio Abreu, si temeva il capocannoniere del campionato, devo dire qua Latisi palesemente fuori porta, viene giocato su Mele
che ha avuto una grande occasione sullo 0-0, recupera subito palla il Va Maddalena, Lobrano serve Bolo col piede sinistro cerca di trovare spazio, lo fa molto bene, pallone a centro area e conclusione ravvicinata con un pallone alto sulla traversa. Questo tocco di testa di Abreu, veramente difficile marcare questo giocatore, e adesso bello scambio, pallone su Bolo che col passare dei minuti si sta impadronendo il centrocampo, pallone su Lobrano, bellissima azione di Va Maddalena, palla in mezzo e mischia, una bellissima azione di Va Maddalena, ma al momento del tiro un difensore ha impattato il pallone, una sorta di stoppata sul tentativo di tiro della squadra. Riparte Bonu, grande prestazione finora di Bonu, pallone in mezzo per Dominguez che trova spazio, allarga bene Dominguez per Bolo, palla in mezzo, attenzione, Tapparello anticipa per un soffio il portiere, ma con un angolo, diciamo così, che porta il pallone a terminare al lato. Quindi Del Cassino, il suo piedino destro ancora una volta mette palla in mezzo e c'è, attenzione, questo tentativo, c'è fuorigioco, era in fuorigioco il giocatore che ha ricevuto il pallone, che era Filippi, lo schema fisso. Attenzione Abreu, Abreu si inserisce, bella parata adesso di Lattisi, si era inserito, se non erro, Carnevale a 2 per il Va Maddalena in questo momento, e calcio d'angolo stavolta dalla bandierina di sinistra del fronte offensivo, pallone che spiova in area, attenzione, palla che danza davanti alla linea dell'area di porta, ma poi viene, attenzione, il Va Maddalena ancora in avanti, altro cross e parata del portiere. Adesso il Va Maddalena che ci prova con questo lancio di Lobrano serve Bolo sulla vertice, pallone in mezzo, era quasi un tentativo, non si è capito bene se era un tiro o un passaggio, ma è quella che sta al momento maturando. Riparte la formazione del Cassino, lancio di Raucci, ma qua Nana, attenzione, e serve una gran parata di Lattisi per un malinteso tra Nana e Martinoli, diciamo Cassino che prevalentemente, attenzione, pallone in mezzo, c'è un uomo solo, deve dare il pallone, ancora Bolo al limite dell'area, viene fermato il suo tiro, qua Bolo molto bene ma non benissimo, lo dà molto bene lateralmente su Florijan che lo fa spiovere in area, buona questa azione, è incredibile, non riesce il Va Maddalena, è stregata la porta avversaria. Il tiro ravvicinato di Abreu, ben parato da Lattisi. Ora c'è questo tentativo, attenzione, salvataggio clamoroso di Federico Bonu su quello che sembrava un gol fatto. Ora è Glino su Bolo si gira molto bene, cambia gioco in maniera molto elegante su Nana, buono il primo tocco di Nana che poi con le sue lunghe leve va in avanti, supera un uomo, cede su Alvarez si dà il pallone, bella palla in area, a centro area, attenzione, e rete! Ha segnato l'Ilva Maddalena, gol di Bolo, ha segnato Bolo se non erro al 25esimo, pareggio dell'Ilva Maddalena, dovrebbe essere proprio Bolo a segnare il gol, il nuovo arrivato, ed esplode la musica sulle tribune del Salvatore Zecchina, gol di Bolo al 25esimo del secondo tempo. Il Va Maddalena ha pareggiato sulla fascia destra, ha portato il pallone in aria e poi c'è stata la deviazione ravvicinata in mischia di Bolo che ha rimesso in parità il risultato. Adesso pallone a centro area, Tamponi lo fa scorrere, c'è questo tentativo di rovesciata, pallone ora alzato a campanile all'interno dell'area, attenzione qua un po' dubbio a questa giocata su Alvarez, ancora Alvarez, una bolgia adesso in campo e pallone alto, e adesso c'è sul pallone ci sono Bolo e il numero 10 Alvarez, Bolo del quale abbiamo sottolineato già nel primo tempo l'ottimo impatto con la squadra, sua nuova squadra. Adesso sarà sicuramente Alvarez a cercare il tiro, attenzione, bello,
per un attimo l'illusione del gol, rimpiazza il buon Tapparello. 1-1, partita vibrante con le due squadre che non sembrano assolutamente accontentarsi del risultato di parità. Attenzione ad Abreu, un demonio questo Abreu. Un demonio Abreu, veramente giocatore strepitoso. Stiamo entrando nella fase calda finale della partita, grande grappolo di uomini in area ovviamente, come si conviene ad ogni tiro dalla bandierina. Ecco il pallone di Bolo che spiove verso la porta e Nanà anticipa di testa il portiere, ma devia il pallone alto sulla traversa. Il loro nome sul referto. Attenzione, pallone che spiove in area e l'arbitro che coi canonici 3 fischi decreta la fine della partita. Amici di Directa Sport, benvenuti a Sassari. Questo è il campo principale, sarà lui a far da teatro a Sassari Latte Dolce e Real Monterotondo, che qui giocano una gara valida per la 13ª giornata del girone G del campionato di Serie D. Ecco il pallone che arriva verso il centro dell'area, messo fuori. Altra possibilità per Sassari Latte Dolce con Pilo che alimenta. Ecco il colpo di testa tentato da Mario Corcione. È andata vicinissima al gol del vantaggio il Sassari Latte Dolce. Va Napoleoni. 6 a saltare più uno al limite. Ecco Napoleoni verso la porta. Marano deve smanacciare in calcio d'angolo. Cercato e come la porta Napoleoni. È fatto trovare pronto però Michele Marano. Corner per il Monterotondo. Pinna col petto rischia, poi fa addirittura col sombrero su Riosa. E poi quello che sembrava un lancio per sparecchiare diventa una palla perfetta per Conè. Mette il cross Conè, Loru può controllare, Loru dentro l'area, costretto però ad orientare ancora verso fuori il controllo di questo pallone. Sanna, Loru ancora. Arriva il cross interessante, Odianose prova a coordinarsi, fondamentale la deviazione da parte di Ceccarelli che smorza il pallone per Silvestrini. Prova ad accendersi la partita adesso. Ma lancio lungo, la ricerca di Manca, Pilo in anticipo ma colpisce male questo pallone. E allora possibilità per Manca che mette il cross, sta arrivando Riosa. E poi c'è l'autogol di Piredda che nel tentativo di anticipare Riosa ha alzato il gambone e ha mandato fuori Giri Marano. La palla si è insaccata, il Monterotondo ha sbloccato la partita, 1-0. Tesio qua non riesce a raggiungere questa palla, allora occhio al potenziale 4 contro 3 con Manca che apre verso Ninguè, Ninguè col destro, Marano a terra e para. Buon pallone per Ceccarelli, può distendersi ora la manovra del Monterotondo. Ceccarelli cambia completamente lato per Ninguè che arriva veloce. Anche Castro a dare una mano. Manca mette palla sul mancino, calcia Manca, calcia fuori però. Col mancino, apertura per Ninguè, occhio adesso al nuovo potenziale 4 contro 4. Sta arrivando anche Ceccarelli a dare una mano al centro. Ninguè salta a secco Castro, va alla ricerca di Menghi con un grande pallone. Menghi vicino al gol del 2-0 ma ha calciato male il numero 9. Ecco Corcione, interessante colpo di testa di Pinna. La palla va fuori di pochissimo. Sassari Latte Dolce vicina al gol del pareggio. Lancio di Ninguè, Pinna con la testa, Corcione non prima di Cantiani, gran giocata Cantiani col destro. Marano va a far passare quella palla, non ci riesce, alla fine allontana Ceccarelli e poi c'è possibilità con il campo aperto per D'Alessandris in area, D'Alessandris a tu per tu con Marano che lo ipnotizza e tiene lo 0-1. Arriva Cantiani a dar fastidio alla ripresa del gioco di Mudadu e sceglie di andare con le mani ma non c'è più tempo, fischia 3 volte Melloni, decide l'autogol di Piredda, vince il Monterotondo 1-0, seconda sconfitta consecutiva per il Sassari Latte Dolce che cade per la prima volta tra le mura amiche.